Buonasera a tutti e ben chiatas a Novis. All'estate chiatat cencevite che ste mattine il base jumper che si era buttato ieri con la sottute alar dal Monte Cimon in tal comune di Scluse e che risultava dispierduta. Individuare e recuperare il corpo di Matt Manting, cittadino australiano di 35 anni, a son stas soccorso alpin e guardie di finanze. Il corpo dal giovane, atleta esperto, con più di 400 salsa e spalis, all'estatiatata e fin di un canalone quasi inaccessibile a più di 2000 metri di quote, 300 metri più sotto cime che di che si presume si sia buttate. Il cadavere è stato recuperato con una manovre tante delicate dall'elisoccorso. Un male improvviso si è portato via Giacomo Gorenzak di 25 anni, originario di San Pieri, che di tanto poco residente a San Juan dal Natison, in frazione di Bolzano. L'avvenimento tragico è succeduto ieri di Banti Soccorso. La notizia si è diffonduta in curto fra parenti e amici. Sotto shock la società serenissima di Pradamagni, in Dulac e Gogo, che è il suo diminutivo, al Giuave con risultati ottimi. Continua a giocare dai chiams dal Paradiso, la Serenissima sarà sempre la tua prima tifose che è la Dio scritta per riguardare il giovane. In Friuli Venezia Giulia manchi in più di 1400 infermieri, secondo c'è che l'ha preveduta il PNRR. Queste carenze non venirà sistemate nei disegni ordini professionali. Simona Liguori, consigliere regionale dei cittadini, è acclamata da quel a Udin in sede di regioni, presidenti provinciali dagli ordini delle professioni infermieristiche da regione. O sinchia dita rifletti su qualche sedi strumenti bons per valorizzare il ruolo del personale dando voce ai diretti interessati. No, e ha concluduto, continuare a lavorare in regione per far sì che le esigenze degli infermieri vengano ascoltate e per questo fare in domande di audizione dai 4 presidenti provinciali in terza commissione. Udin si prepara ad accetta alla Dunade dagli Alpins, previeduta per la seconda domenica di mai dal 2023, e a Palazzo da Ronco si è fatto il primo incontro tecnico. Adunata dagli Alpins anche al Ven, le seconde domeniche di mai, a Udin arrivano gli Alpins e noi siamo pronti a dare il buon accetto delle citate. Allora, un appuntamento, un lavoro importante perché gli Alpins fanno parte del FAME, dei Furlans, e quindi la capitale del Friuli, che è Udin, non sei seneose e contente di ospitare queste adunate. E sarà una donata importante, anche dopo le polemiche che sono venute a Rimini, con tanti Inte che parteciperà a queste sfilate. Voi abbiamo fatto un incontro tecnico per definire il lux che passerà la sfilata e anche gli spazi che saranno necessari per dare ospitalità a migliaia di persone che verranno a Udin per queste adunate. Quindi sono contento di ospitare gli Alpins, vive gli Alpins e benvenuti alla città di Udin. All'arrivata a Tiere, ieri sera al Trieste Airport, Svodman col 5, il primo svol diretto Air Serbia che al Ven di Belgrado. La nuova vietidura di un collegamento storico per stazione operata fino al 2011 dal vettore precedente Jet Airways. Il svol durata di 1 ora e 45 minuti al conte 60 vot puesti e all'opera 3 volte a settimane. Il Martars, la Ioibe e la Sabide. Il primo svolo è stato battiato dal canone tradizionale di Aghe di Scree in collaborazione col comando dei Sguardis dal FUC di Gurizze. Momenti di porre queste mattine a Basandiere di Chianfuarmit, a Miesdì, una vettura guidata di un uomo di 82 anni dal Puest, dat quintri a un pal da luz di lung di via Stringere, dopo il colpo la vettura è scominciata a Chiapafuc. Di Bant, la prova iniziale di Sudalis Flamis con l'estintore dal veicolo si è incendiata tutti gli spazi motori, sono intervenuti dopo gli sguardi dal FUC dal comando provinciale di Udin che hanno domeato il fugaron. Le Flamis intanto hanno pregiudicato un'auto infermata e sul puesto anche la polizia locale non è stato il ferimento dal conducente dal veicolo.
Le settimane prossime non sarà più la edicola di Place San Jacomo a Udin, in compensa sarà ad implem visibile il pozzo che è stato costruito in tal XV secolo e chiamato ferale di Diogene Sintin, il vice sindic Loris Michelini. Beh, le edicole di Place San Jacomo a dirsi Giavade di lì e Vignara Giavade, le signore che ha vinto le gare, che si è trasferite in Piazza Belloni, dicono che si è impegnate a smantellare nelle prossime settimane, quindi io credo che lo fasedi perché ha interesse, non come so ovviamente, ha interesse di tutti, no? Delle città, dei cittadini, perché Place San Jacomo rappresenta una place più belle, importante, un tocco di place che vengono rimodernate in pratica o podin viodi c'è che all'era al posto di una volta e c'è che all'era al punto di ritrovo. Se non lo vorresti di fare, vorresti di farlo no, in pratica, no? E dopo addebitare le spese, ma non pensi che rivedi a quel punto qui, perché anche lei avrà tutto l'interesse a farlo nel breve tempo e quindi noi abbiamo anche gusto di poter vedere veramente queste robe già fatte. Ecco, il sindaco è stato categorico, se non lo fassi o vindi farlo no, perché le prossime settimane non ha di essi poi le dico. Beh sì, sicuramente, allora il bando è stato fatto, ha vinto e quindi praticamente si è anche impegnato a farlo. Come tutte le robe, no? Non è che tu puoi là lì, ecco, si è impegnato a farlo e credo che mantenere le parole, mantenere anche l'impegno. È chiaro che, come dicevi prima, se non viene fatto, o viene di farlo no, in qualche maniera, qualcuno l'ha di farlo, no? E dopo viene a debitare le spese, perché le giuste se di così, le norme se sono chiare. Io credo invece che arriverei a farlo in tempo breve e quindi non può dare invio di queste bellezze le prossime settimane. E come ho spazi ai rubriche Gnovis dal Monte. I 16 Fogolars Furlans dal Canada hanno convocato il loro congresso a Udin e per occasione sono produce diverse iniziative che avranno il culmine ai 27 di lui in Sintut Gio Toso, presidente della Federazione dei Fogolars Furlans dal Canada. In chi dice a Udin il presidente dalla Federazione dei Fogolars Furlans dal Canada, Gio Toso, alle per preparare, per viodi, c'è molte che chi a Udin, perché il 26 di lui arriveranno chi in Friuli, in modo particolare a Udin, 50 Furlans che vivono in Canada, in occasione del congresso dei 16 Fogolars Furlans dal Canada. Presidente, perché è importante essere qui in Friuli per questa occasione? L'importanza è per noi altri, Furlans a Torp al Mont, specialmente in Canada. Io facevo dei Furlans canadesi, dunque è importante tornare da ora a scoprire di nuovo, anche se lo conosciamo abbastanza, tornare a scoprire il Friuli, perché è il Friuli che viene lasciato, è il Friuli che è passato, è il Friuli di voi che è un po' differente. Dunque noi altri viene di scoprire di nuovo. Io per dire la verità ti tornerei a stare qui. Ah sì, Alvarez Boy di tornare qua. Le sledrise sono sempre lì, non vengono fuori dalla terra, restano in terra. E la terra è qui. La terra è qua e è importante fa conoscere che vinca dal Friuli. No? È sempre un po' difficile fa conoscere. È difficile fa conoscere, specialmente noi altri cerchiamo di far conoscere il più possibile ai nostri giovani. Che è un po' difficoltoso perché sono nasciuti al di fuori dal Friuli, però quindi sempre di sburtare finché arriviamo a far conoscere che è Friuli.
Caro Cintia, ho chiacchierito di questo congresso. Il congresso al TAC il 27 di lui e sono proprio diverse iniziative. Sì, allora noi altri, come non lo è al chiaro fin da che non è finire, però è un programma che viene già stabilito. Ma il PRIN, sì. Il primo dia sarebbe questa celebrazione dal totem che era già stata offerta al Friuli dal 1981 a Udine in occasione del millenario di Udine, in che volte, no? E purtroppo sono più di 40 anni, come 41 anni, ha avuto bisogno di essere restaurato perché era in brutto stato, che erano le sformie dentro, un po' di tutto, no? Allora... E come col 26 di lui al torno al suo posto, in via San Daniele. Ecco, al torno al suo posto, al parco via San Daniele, McBride, che si chiama, no? Il parco. E dunque, per noi è importante perché hai sburtato un gran perché stotem, perché mi dispiaceva io di lulare mengo, che ogni volta che venivi a Udine io devi che stavo brutto stasca lì. Perché anche si visava quando era stato sistemato. Sì, perché io il totem lo ho dovuto, l'ho fatto a Vancouver, là che so io, che totem, e l'ho dovuto, specialmente il scultore che lo ha fatto, lo conoscevi, e lo ho dovuto lì prima e dopo, con quello è stata mettuta la nave per il trasporto fin qui a Udine, no? E per usgnota le dut, gnovis al torne l'unis di sere. Mandi, Viodici.